Oggi intervisto la professoressa Argan, esperta di arte veneziana e veneta. Buongiorno professoressa. Buongiorno, Chi è Andrea Palladio? è un architetto veneto molto importante. È nato a Padova nel 1508 e è morto a Maser, vicino a Treviso, nel 1580. Di chi è figlio? È figlio di un mugnaio, Pietro della Gondola. Che lavoro ha svolto prima di diventare architetto? Molto giovane ha lavorato come scalpellino, un lavoro umile. Chi ha dato a Andrea il nome Palladio? Palladio è il nome d'arte che gli ha dato il nobile vicentino Gian Giorgio Trissino. Deriva dal nome della dea Pallade, la dea protettrice delle arti. Perché il Trissino è importante per Palladio? Perché lo ha portato a Roma, dove ha conosciuto l'architettura degli antichi romani. Perché Palladio è famoso? Perché ha costruito le più belle ville della campagna di Vicenza, Treviso, Padova e Venezia e ha unito la bellezza del palazzo nobile alla funzionalità della casa in campagna. Palladio ha influenzato solo l'architettura veneta? No, ha influenzato l'architettura italiana, francese, spagnola, tedesca, belga, scandinava, quella dei paesi dell'est europeo e anche quella americana. Bene, allora visitare una villa del Palladio è un'esperienza molto interessante. Sicuramente vale la pena di farla.